Violenza selvaggia, pedopornografia e video di una crudeltà inaudita che circolavano sui cellulari di adolescenti, indagini della polizia postale in mezza Italia, perquisizioni anche nel Vicentino. Coronavirus, cresce il numero delle persone in isolamento per contagi che arrivano dall'estero. Il governatore Zaia, situazione sotto controllo ma non abbassare la guardia. E la preoccupazione per i contagi di ritorno potrebbe presto portare ad un nuovo DPCM con misure più stringenti per chi rientra dall'estero, l'annuncio di Achille Variati. Elezioni regionali, presentati stamani i candidati consiglieri del Movimento 5 Stelle per le province di Treviso e Belluno, presenti i big del movimento. Dramma ieri sera a Cibiana di Cadore, un giovane di 29 anni del posto è morto, la sua auto è uscita di strada ed è precipitata nel greto del torrente Boite. Temporali, pioggia e grandine soprattutto sulla fascia pedemontana, interventi dei pompieri nel Vicentino Veronese Trevigiano, allerta meteo fino a domani, frane in Alto Adige. Due piazze in contrapposizione stamane a Padova, terreno del contendere, la legge contro l'omotransfobia in discussione alla Camera, da un lato le sentinelle in piedi, dall'altra il PD ed Arcigay guidati dall'onorevole Alessandro Zani. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca con la chat dell'orrore, immagini di una violenza inaudita, pedopornografia, tutto circolava sulle chat di giovani e giovanissimi. L'indagine è della polizia postale, perquisizioni anche nel Vicentino. Sentiamo. Una rete di 20 minorenni è stata scoperta e denunciata perché sorpresi dalla polizia postale a condividere foto e video di orribili violenze con contenuti di elevata crudeltà. Immagini scaricate dall'ultima frontiera della divulgazione illegale, dal cosiddetto dark web, e subito scambiate sul cellulare con le più comuni applicazioni social. Una vera e propria chat degli orrori, dalla pedopornografia alle immagini raffiguranti squartamenti, mutilazioni, decapitazioni di persone e animali. L'indagine è partita 5 mesi fa dalla denuncia di una mamma di Lucca che aveva scoperto e denunciato il rinvenimento di alcuni video hard nel cellulare del figlio quindicenne. L'inchiesta aperta dalla Procura di Firenze, in coordinamento con il Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia Online, ha eseguito numerose perquisizioni nelle abitazioni dei minori nelle città di Lucca, Pisa, Cesena, Ferrara, Reggio Emilia, Ancona, Napoli, Milano, Pavia, Varese, Lecce, Roma e Potenza e appunto anche Vicenza. 20 ragazzi, il più anziano di 17 anni e il più giovane di 13. Sotto sequestro decine di telefonini e computer. Sono ancora in corso indagini da parte degli esperti della Polizia Postale per approfondire, analizzare e acquisire le prove informatiche e verificare il coinvolgimento di altri soggetti e avere così una mappa più dettagliata della diffusione del fenomeno. L'epidemia di coronavirus, ora cresce in Veneto il numero delle persone in isolamento ed ora i timori sono per i contagi che arrivano dall'estero. Il governatore Zaia, la situazione è sotto controllo ma bisogna non abbassare la guardia. Covid-19, preoccupazione per i contagi di ritorno che hanno portato negli ultimi giorni ad un notevole incremento delle persone in isolamento domiciliare, stranieri che rientrano da paesi dove l'epidemia è in forte crescita e rischiano di propagare il contagio. Quando lo dicevo io c'era qualcuno che sorrideva, qualcuno che diceva che ero razzista, no? Vedo che adesso si parla con tranquillità di stranieri, del pericolo coronavirus da rientro. Guardi, noi abbiamo avuto in una settimana di luglio 28 focolai, 13 diciamo locali, microfocolai, insomma gestibili in linea diciamo con le previsioni, e poi per arrivare a 28 gli altri 15 tutti portati da fuori, dall'estero. Si ricorda quando io il 3 di febbraio 2020 dicevo dobbiamo isolare gli studenti che vengono da fuori prima di rientrare in classe? Mi hanno detto che ero razzista. Oggi si parla comunemente di tutte queste cose. Stranieri ma anche italiani che rientrano da vacanze o viaggi, ora i timori vengono da fuori ed inducono a non abbassare la guardia. Io penso che noi abbiamo fatto un grande lavoro come squadra veneta contro il coronavirus. 6.500 sono i guariti, oltre 2.000 purtroppo i morti, oltre 20.000 le persone positive, oltre 1.020.000-30.000 tamponi. Adesso siamo preoccupati di questo piccolo ritorno di fiamma che riusciamo a gestire
che però non dobbiamo sottovalutare, cioè di chi viene dall'estero e magari si porta dietro anche il virus. Una situazione che non si sa come possa evolvere nei prossimi mesi. Possiamo avere due scenari: che non torna come è accaduto con la SARS, oppure che torni come è accaduto con la spagnola, che ha fatto una stagione successiva e poi se n'è andato. Di certo questo virus prima o poi se ne va via, speriamo velocemente. E la preoccupazione dei contagi di ritorno che rischiano di vanificare gli sforzi fatti fino ad ora potrebbero presto portare ad un nuovo DPCM con misure più stringenti per chi rientra dall'estero. Ne abbiamo parlato oggi con il sottosegretario al Ministero degli Interni, il vicentino Achille Variati. Sentiamo. Le regole attuali scadono il 14 di luglio, quindi questione di qualche giorno ancora. Queste regole, con un'ordinanza del Ministero del Ministro della Salute, hanno fatto una blacklist di 13 paesi particolarmente a rischio, tra cui il Bangladesh, ma anche la Moldavia, per capirci. Lì ci sta di mezzo il Brasile, la Macedonia, la Bosnia, il Perù, il Kuwait, eccetera. A questi paesi è stato dato il divieto assoluto, i loro cittadini, di entrare in Italia. Quindi i voli sono completamente sospesi, i porti hanno dei controlli particolarmente rigidi. Però queste regole scadono il 14. Che cosa abbiamo in mente nel rapporto tra Ministero dell'Interno, per salvaguardare la nostra salute, Ministero dell'Interno e Ministero degli Esteri? Allora, probabilmente un nuovo DPCM che avrà 3 livelli. Per i paesi di alto rischio, il divieto assoluto di entrare in Italia. Per i paesi a medio rischio, l'obbligo all'arrivo in Italia del tampone, anzi del doppio tampone, se no non si entra. E terzo, per i paesi a basso contagio, l'obbligo della quarantena fiduciaria in un luogo che deve però essere noto alle autorità locali, in modo che possano esserci anche dei controlli specifici. E fortunatamente sono risultati tutti negativi al tampone i bengalesi abbandonati ieri sera lungo la statale del Santo a Campodarsego. Li hanno visti vagare lungo la statale del Santo, c'è chi dice fossero 15, chi almeno una trentina. L'allarme è scattato venerdì sera, automobilisti in transito lungo la regionale 308 all'altezza di Campodarsego cominciano a chiamare i vigili perché notano dei cittadini bengalesi che camminano in gruppo senza mascherina. Anche il presidente della provincia, Fabio Bui, nota la scena e avverte le forze dell'ordine. Non potevano non essere notati e ho chiamato subito il comando della polizia locale che poco dopo è intervenuto e fino a stanotte li abbiamo trattenuti a Campodarsego per i primi accertamenti, anche per capire bene come mai 15 persone erano lì. La polizia locale della Federazione del Campo San Pierese arriva sul posto e rintraccia 11 stranieri. Sono spauriti, affamati e assetati, parlano pochissimo l'inglese. A fatica dicono di arrivare dalla Lombardia e di essere stati scaricati lì da un pulmino che poi si è dileguato. Vogliono andare a Napoli, Roma e Bologna. C'è anche chi riesce a chiamare un taxi e ad allontanarsi. Il comandante della polizia locale Antonio Paolocci e il vice sindaco di Campodarsego Walter Gallo riescono a portarli nella sede della protezione civile del comune. Qui vengono rifocillati da una prima ricostruzione, sembrano essere 4 bengalesi, 5 pakistani e 2 cittadini del Suriname. In tarda serata vengono portati al Dipartimento di Igiene dell'ospedale di Padova per i tamponi per il coronavirus. L'esito arriva in piena notte, tutti negativi, un primo sospiro di sollievo, ma la vicenda è inquietante. Dietro potrebbe esserci l'ombra del caporalato legata all'emergenza sanitaria, la paura dei controlli dopo che nelle scorse ore l'Italia ha bloccato l'ingresso delle persone provenienti dal Bangladesh dove il virus è nel suo picco. La prefettura di Padova ha coordinato tutte le operazioni, nelle prossime ore si provvederà all'identificazione. Pare però che il gruppo di stranieri, quasi tutti irregolari, fossero sul territorio italiano da tempo. Ed ora l'economia con il nuovo decreto semplificazione che sarà pubblicato domani in Gazzetta Ufficiale, presentato nei punti essenziali dal ministro Federico D'Incà oggi a Treviso.
Domenica la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto semplificazione del governo. La notizia da Treviso da parte del ministro veneto Federico D'Incà nella Marca per un altro incontro. Ecco cosa cambierà di fatto nella pubblica amministrazione, oltre che nelle 460.000 imprese venete con le loro unità locali, loro malgrado coinvolte dal Covid. Si semplifica il paese. E come si fa? Intanto portando tutta la parte della chiamata diretta sugli appalti da 40.000 euro a 150.000 euro e poi con delle procedure semplificate fino a 5 milioni di euro e se interessa la parte del Covid saranno semplificate anche quelle sopra i 5 milioni di euro. Novità anche sulle limitazioni per danno erariale. Ristringere il campo di applicazione anche del danno erariale soltanto dove vi sia effettivamente il dolo, quindi è un grande passo importante. Nel nuovo decreto, tra i vari punti, anche misure per l'innovazione volte a semplificare e favorire le iniziative mediante l'impiego delle tecnologie emergenti e che vedono coinvolte la Camera di Commercio di Treviso e Belluno con le quasi 130.000 aziende rappresentanti i primi 2 distretti italiani legati rispettivamente al Prosecco e al suo indotto e all'occhialeria nel bellunese. Quindi la Camera di Commercio del Veneziano con le sue 127.000 imprese dove farà da padrone il settore commercio con il turismo. Mantenere in vita tutta la parte sul turismo, questa è una parte che ci sta veramente a cuore. Il bonus vacanze è stato fino ad oggi scaricato da 400.000 famiglie in pochi giorni. Noi ci aspettiamo che tutti i 2 miliardi e 400 milioni di euro possano essere utilizzate. Una famiglia che scarica questo bonus è una famiglia che va in ferie che magari prima non ci pensava di utilizzarlo per una vacanza quest'anno e quindi ci aspettiamo che le nostre coste, i nostri laghi del Veneto, la montagna bellunese da cui io vengo possano finalmente insieme alle città d'arte tornare a vivere della loro bellezza e del turismo. Ancora cronaca, oggi dramma ieri sera a Cibiana di Cadore, un giovane di 29 anni del posto è morto precipitando con la propria auto nel greto del torrente Boite. Ha perso il controllo della propria Golf in fondo a un rettilineo in discesa che si conclude con una curva a gomito sulla 347 andando a impattare contro il guardrail che non ha retto all'urto violento. L'auto è volata per una quarantina di metri finendo dritta nel torrente Boite e per Andrea Zandanel, 29 anni di Cibiana di Cadore, non c'è stato scampo. La vita del giovane si è fermata troppo presto sulla ex provinciale che scende da Valle di Cadore e si inerpica fino al paese dei Murales. L'incidente è accaduto ieri sera, sicuramente dopo le 20. Un'ora dopo un automobilista di passaggio ha notato il guardrail sfondato e ha chiamato i soccorsi. In zona è arrivato subito l'elicottero del SUEM che ha sbarcato il personale medico raggiunto dai vigili del fuoco che hanno lavorato alla luce delle foto elettriche fino a tarda sera per recuperare la salma del 29enne. La notizia della tragedia si è subito diffusa a Cibiana di Cadore dove Andrea Zandanel viveva con la sua famiglia, il papà da poco in pensione dopo aver lavorato una vita alla RB e la mamma impiegata in un albergo a Cortina. E a Cortina lavorava anche il giovane che da poco svolgeva la professione di idraulico. Era un ragazzo molto riservato, dice di lui il sindaco di Cibiana Mattia Gosetti, che ai familiari ha trasmesso il dolore e la vicinanza della comunità intera. I carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti utili alla ricostruzione della dinamica dell'incidente. La strada è stata riaperta solo nella tarda mattinata di oggi per consentire i rilievi e le operazioni di recupero dell'auto. E rimane avvolta nel mistero la furibonda lite avvenuta ieri a Cornuda. Il ventenne, trovato nudo nella mansarda di via Manzoni, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'altra persona coinvolta, un uomo di 63 anni, ferita alla testa, ricoverato all'ospedale, è stabile ma ancora in prognosi riservata. Sentiamo. Sono davvero molti gli aspetti ancora da chiarire. Una lite, quella scoppiata in via Manzoni a Cornuda, che ha il sapore di un giallo, tutto da risolvere. I carabinieri stanno indagando. Rimane il racconto del giovane di 20 anni, le sue prime disperate parole nell'immediatezza del fatto. Secondo quanto ha raccontato ai militari, sarebbe stato legato al letto, violentato e poi cosparso di benzina. Il ragazzo sarebbe poi riuscito a liberarsi, avrebbe preso un oggetto in marmo trovato in casa e avrebbe colpito il 63enne alla testa. Il giovane
avrebbe inviato poi un SMS alla mamma dicendo quanto era accaduto, da qui l'allarme. All'arrivo dei carabinieri è proprio il ventenne in stato confusionale ad aprire la porta. Dimesso ieri dall'ospedale, ha scelto di avvalersi ora della facoltà di non rispondere. Insomma, si è chiuso nel silenzio. Intanto il 63enne, prima ricoverato al Cafoncello, è stato trasferito a Montebelluna. Non è in pericolo di vita, ma la sua prognosi rimane ancora riservata. Solo quando potrà sarà sentito dai carabinieri e solo allora potrà raccontare la sua verità. Intanto le indagini continuano e si attendono gli esami effettuati sul ventenne per accertare la violenza. Una cosa è certa, la casa era completamente inzuppata di liquido infiammabile. Il forte odore si sentiva anche in strada, tanto che si erano allarmati gli stessi vicini. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo. La famiglia del ventenne ed il 63enne si conoscevano da tempo. In quella casa il giovane era già stato. Cosa sia accaduto quella drammatica mattina sarà da accertare. Il 63enne ha alle spalle una vita difficile. L'uomo era stato arrestato oltre 40 anni fa per aver ucciso sua madre a colpi di pistola. Una storia con tanti lati oscuri che solo i carabinieri potranno chiarire. Ed ora il maltempo, temporali, pioggia e grandine, soprattutto sulla fascia pedemontana della nostra regione, interventi dei pompieri nel Vicentino, nel Veronese, nella Marca Trevigiana, una decina in provincia di Vicenza, un'altra decina nel Veronese. In provincia di Treviso c'è stato un violento nubifragio verso l'ora di pranzo nell'area montelliana, mentre poco fa un altro nubifragio nell'area pedemontana ha provocato disagi a San Zenone degli Ezzelini. L'allerta meteo della Protezione Civile della Regione Veneto dura fino a domani. Da segnalare che i nubifragi più violenti si sono verificati nel vicino Alto Adige, con una grandissima frana, in particolare a San Vigilio di Marebbe. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, a tra poco, restate con noi. Ed eccoci nuovamente in studio con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, la politica con le prossime elezioni regionali, presentata oggi dal candidato alla presidenza della Regione Veneto del Movimento 5 Stelle Enrico Cappelletti. Le prime componenti della squadra dei candidati consiglieri regionali per le province di Belluno e Treviso. Vediamo il servizio realizzato dalla nostra redazione trevigiana. 7 trevigiani in corsa come candidati consiglieri alle regionali, con il candidato Enrico Cappelletti al centro della foto di gruppo, sostenuto oltre che dal ministro D'Incà anche dalla senatrice veneziana Orietta Vanin. Il suo programma elettorale nella sfida diretta a Zaia comincia con un proclama. Pensate che 20 anni fa, quando Luca Zaia per la prima volta mise piede in regione, il Veneto era un mito, c'era il mito del nord-est. Eravamo la locomotiva d'Italia. Ora siamo crollati come prodotto interno lordo, come reddito pro capite, addirittura sotto l'Emilia Romagna, sotto la Val d'Aosta, sotto altre regioni con termini. E la novità sui costi dei derivati, titoli per i quali, dice, si è interessata anche la Corte dei Conti. La Corte dei Conti ha fatto una denuncia molto chiara. Ha dichiarato che sono stati persi 100 milioni di euro in regione per investimenti sbagliati in derivati. Gli investimenti derivati sono scommesse che vengono fatte sulla pelle dei cittadini perché sono tutte perse. Vincono solo le banche, vincono gli istituti bancari. Perché sono stati sottoscritti dalla regione, da questa amministrazione, da questa maggioranza, i contratti in derivati? Noi abbiamo dimostrato nelle amministrazioni, tipo il comune di Cattolica, dove c'è un'amministrazione del Movimento 5 Stelle, che si possono impugnare questi contratti. Quindi il punto è divenuto il suo cavallo di battaglia, Pedemontana Veneta e i suoi costi con il project financing. Se per realizzare un'opera da 2 miliardi ne spendo 13, i cittadini del Veneto innanzitutto devono avere la consapevolezza di chi sta amministrando e in che maniera sta amministrando i loro quattrini.
e poi esprimono nel voto, nel seggio elettorale, esprimono il voto che riterranno più opportuno, ma non possono non sapere che una strada da 2 miliardi viene pagata 13. La presentazione della sua squadra. Abbiamo laureati, plurilaureati, abbiamo impiegati, abbiamo persone che, come si sono presentate prima, hanno iniziato a lavorare a 15 anni e con 44-45 anni di lavoro alle spalle. Per la quale dice non ci sarà alcun apparentamento. Corriamo da soli, questo è anche un'attestazione di coerenza. In realtà sarebbero già in essere prove di dialogo con l'apertura di un appuntamento elettorale previsto già dalla prossima settimana in quel di Paese. Per la corsa in regione l'amico alleato potrebbe essere quello già noto in casa di governo. Ed è arrivato proprio in questi minuti il nuovo bollettino regionale sull'epidemia da coronavirus in Veneto. Vediamo insieme quelli che sono i dati riferiti ad oggi alle ore 17. Bene, da questa mattina ci sono altri 8 casi positivi che vanno ad aggiungersi ai 3 di questa mattina per un totale di 11. Si tratta di un italiano di 28 anni, un nigeriano di 30 anni, un quarantenne del Camerun, come del Camerun è anche una donna di 30 anni, una rumena di 40 anni, un 22enne del Mali, una 38enne moldava e un 23enne del Senegal, quindi un solo italiano, tutti gli altri sono stranieri e tutti, come avete sentito, di età molto giovane, 3 in provincia di Padova, 4 in quella di Verona e 1 di Vicenza. Stabile il numero rispetto a questa mattina, il numero delle persone in isolamento, 1298, 141 i ricoverati complessivamente nelle strutture ospedaliere del Veneto. A Padova ora con 2 manifestazioni questa mattina, 2 piazze in contrapposizione, il terreno del contendere, quello della legge contro l'omotransfobia in discussione alla Camera. Vediamo. In piazza Remitani, silenzio, libri in mano e una mascherina legata con un bavaglio rosso. Le sentinelle in piedi a Padova, come in altre piazze d'Italia, protestano a loro modo contro la legge che punisce i reati di omotransfobia. Nessuna dichiarazione, solo cartelli appesi al collo che definiscono liberticida il disegno di legge presentato alla Camera dall'onorevole padovano del PD, Alessandro Zan. Ed è proprio il deputato Zan che invece davanti al comune di Padova guida la seconda piazza, quella che dice è dedicata alla difesa dei diritti civili. Gli altri parlano di odio e vorrebbero continuare a discriminare le persone per ciò che sono o per chi amano. Invece noi vogliamo rendere, tutelare e proteggere le vittime più vulnerabili di questo paese, cioè quelle che vengono quotidianamente fatte oggetto di violenza, di discriminazione, di bullismo, e dunque siamo dalla parte della civiltà, della giustizia e del rispetto pieno dei principi sanciti dalla nostra Costituzione. La proposta di legge di cui Alessandro Zanna è primo firmatario prevede infatti l'introduzione del reato di discriminazione verso gay e transessuali. Insieme al popolo arcobaleno davanti a Palazzo Moroni si sono visti anche i 2 esponenti della Giunta Giordani, gli assessori Dem, Michalizzi e Bressa. 2 proiettili d'artiglieria residuati verosimilmente della Seconda Guerra Mondiale sono stati rinvenuti in un campo agricolo a Pescantina nel Veronese. L'area è stata messa in sicurezza dai carabinieri che hanno allertato la prefettura in attesa dell'intervento del personale del Genio Guastatori dell'Esercito che nei prossimi giorni procederà alle operazioni di bonifica. E torniamo ora a parlare dell'annullamento dei fuochi del Redentore a Venezia. Sentiamo l'intervista al sindaco Luigi Brugnaro. Avevo detto che facevo, ho fatto di tutto per fare, ho lavorato 2 mesi, anzi voglio ringraziare veramente tutte le autorità, proprio tutte, non ce n'è uno che ha remato contro, perché non posso proprio... Il problema è che venerdì scorso è aumentato il tasso di contagio da 0,4 a 1,6, che non è niente, uno dice, ma ha superato l'1. Il presidente Zaia, che ha la responsabilità sanitaria, ha fatto un'ordinanza restrittiva lunedì, non a caso, e noi dobbiamo prendere atto che dobbiamo essere reattivi, questa deve essere una città veloce. Domani si svolgerà il tradizionale pellegrinaggio in Ortigara, ma quest'anno per le ovvie ragioni la cerimonia si svolgerà in forma ridotta e simbolica.
20 giorni sull'Ortigara. Non se ne avranno certo a male gli oltre 40.000 giovani che persero la vita nei giorni delle terribili battaglie sull'Ortigara, se quest'anno il pellegrinaggio sul Monte Sacro degli Alpini si svolgerà in forma simbolica e ridotta a causa del coronavirus. Corone verranno deposte domenica mattina in memoria dei caduti alla colonna Mozza e al Cippo austro-ungarico da una delegazione guidata dal presidente nazionale dell'Associazione Alpini Sebastiano Favero. E proprio il Consiglio nazionale chiede alle Penne Nere di non recarsi sull'Ortigara per le cerimonie, limitandosi a una preghiera o a un pensiero da casa. Il loro cuore, e anche il nostro, sarà comunque sull'Ortigara. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, come sempre diamo un'occhiata in chiusura alle previsioni del tempo per le prossime ore con il nostro meteo. Arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. La pressione torna ad aumentare sul nostro territorio, sarà una giornata con il bel tempo. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo ultime residue piogge nella notte tra sabato e domenica, poi la giornata festiva sarà caratterizzata da un tempo asciutto e stabile, ampio soleggiamento ovunque e cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra i 13 e i 19 gradi, valori massimi compresi invece tra i 24 e i 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui bel tempo asciutto con ampio soleggiamento e con cielo sereno al massimo velato, non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime fino a 18 gradi, massime sui 25-26 gradi. Diamo infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà, vedete, soleggiato dappertutto, solo con qualche annuvolamento al pomeriggio, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime sui 15 gradi, massime invece fino a 28 gradi. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano.